Buongiorno e benvenuti. Io sono Pierantonio Polloni e sono uno psicologo corporeo e questa è Psicologia Pratica, una rubrica che riflette sul proprio benessere personale e la realtà quotidiana. L'argomento di oggi è: l'intelligenza artificiale può portare all'estinzione? Oggi affronteremo una questione che sta diventando sempre più rilevante nella nostra società. L'intelligenza artificiale porterà davvero all'estinzione? È una domanda molto complessa che ci richiede una riflessione attenta, ma soprattutto necessita di approfondimenti, perché le implicazioni dell'intelligenza artificiale nella nostra vita quotidiana e nel nostro futuro rimane e rimarrà un dato di fatto. Prima di tutto è importante riconoscere il potenziale straordinario di questa intelligenza artificiale che cerca di migliorare le nostre vite. Dall'assistenza sanitaria all'automazione industriale, l'intelligenza artificiale ha il potenziale per aumentare l'efficienza, migliorare la precisione e liberare tempo per le attività più significative. Dunque, se questa intelligenza è in grado anche di fare diagnosi evolute con grande anticipazione grazie all'incrocio di milioni di dati, come accade che essa possa impattare psicologicamente con l'ansia e con paura e spesso rifiuto in coloro che ne sentono parlare per la prima volta? Vi faccio un esempio. Se non vi fossero state la prima e la seconda guerra mondiale, si potrebbe temere la terza? La vostra mente andrebbe a ricercare il timore di una terza guerra. Cioè, siamo consapevoli che il nostro cervello non è capace di distinguere tra un evento reale e uno immaginario. E se la nostra immaginazione si focalizzasse su contenuti spiacevoli, ci capiterebbe di sperimentare costantemente tensioni mentali e fisiche. Allo stesso modo, sappiate che è vero anche il contrario. Per questo le tecniche di yoga, di mindfulness sono così in voga. Tuttavia, tratteremo questi argomenti nello specifico, ma lo faremo nei prossimi video. La paura che l'intelligenza artificiale possa portare all'estinzione umana è alimentata da rappresentazioni distopiche, romanzi di fantascienza, cultura pop, letteratura che negli anni hanno alimentato tutta una serie di rappresentazioni interne in ognuno di noi. Di quelli in ascolto, chi ha visitato New York per la prima volta si sarà reso conto che la città è familiare, poiché le ambientazioni di film iconici hanno permesso a chiunque di scoprirla, ben prima di metterci piede. Gli appassionati di fantascienza ricorderanno il classico La guerra dei mondi di Herbert Wells 1890-1898, che descrive un'invasione aliena, iniziando fortemente ad influenzare le rappresentazioni di una minaccia esterna che metterà a rischio l'umanità. 1984, William Gibson dà alla luce Neuromante. A proposito, prima edizione italiana, eccolo qua, sono molto affezionato. Questo è uno dei capolavori della cultura cyberpunk che esplora un futuro distopico dominato dalla tecnologia avanzata, con l'umanità minacciata dalla manipolazione delle intelligenze artificiali. Lo stesso anno nei cinema esce anche Blade Runner, che è l'adattamento del romanzo Il cacciatore di androidi di Philip Dick del 1970-68. Gli anni 80 sono caratterizzati anche dalla cultura del superuomo, dell'ultrauomo, come Terminator, Robocop, e dalla fine degli anni 90 arriva il capolavoro per eccellenza, The Matrix. Matrix allora, come Dune di Villeneuve oggi, rappresentano due futuri assai angoscianti e spaventosi. In Matrix gli uomini sono ridotti a batterie, generatori di energia per il funzionamento delle macchine. Dune invece si colloca circa 24.000 anni nel futuro, dopo che ogni intelligenza artificiale è stata bandita ed esclusa. Temporalmente in mezzo a queste due rappresentazioni ci siamo proprio noi, oggi, 2024, con l'avanzata tecnologica e mediatica degli sviluppatori dei modelli generativi di artificial intelligence. La psicologia personale, come avrete di certo inteso, non può dunque prescindere da 40 anni di cultura che attira, entusiasma, diverte e fa leva sul cataclisma delle macchine che prendono il sopravvento sull'uomo. Ricordate inoltre che questo genere vive parallelamente a una teoria mistico-religiosa, senza la quale non può esistere. Il dualismo tra ciò che è sacro ed il potere funge da motore immobile per queste rappresentazioni. Il sacro è rappresentato dal valore della libertà, dell'uguaglianza, del rispetto, mentre il potere è rappresentato dallo spettro dell'intelligenza artificiale. Se un giorno succedesse che questa intelligenza fosse in grado di ribellarsi e muovere arsenali o armi, chi potrebbe fermarla? Questa però in realtà è una domanda psicologica, perché presuppone un'emozione molto potente, che
che è la paura. La paura che i valori imprescindibili che ho citato prima, la libertà, il rispetto, l'uguaglianza di opportunità, che rappresentano davvero il sacrum della vita umana, vengano messi a repentaglio in modo irreversibile. Il destino plumbeo che la psicologia di ogni persona teme, non consciamente io credo, è che il sacro perda la battaglia con la tecnica e che i valori per cui la vita è spumeggiante possano venire sostituiti da ripetizione, omologazione, noia. In conclusione, l'intelligenza artificiale non porterà all'estinzione umana e diverrà uno strumento il cui uso potrà essere buono oppure non buono a seconda delle scelte che noi uomini faremo. Molto bene, per oggi abbiamo concluso, ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao!